Zina ha 36 anni e viene da Palermo e anch'essa è in cerca dell'uomo ideale, l'anima gemella. Ciao Zina. Ciao. Allora Zina, tu sei in cerca di quest'uomo ideale che non hai potuto incontrare fino adesso, giusto? No, l'ho incontrato, poi ci siamo lasciati. Quanto tempo sei rimasta con lui? Un anno. Un anno. E come mai vi siete lasciati, se posso chiederlo? Perché era uno stronzo. E succede, purtroppo nella vita a volte si incontrano degli uomini sbagliati, una soffre, fa delle brutte esperienze, però questo secondo me serve per diventare più forti. Tu ti senti più forte? No. No, completamente, per il momento, ma io penso che in seguito diventerai più forte. Me lo auguro. Allora Zina, parliamo di te, tu sei di Palermo, giusto? Sì. Com'è che sei qua a Marsala attualmente? Perché ho ereditato una casa qui vicino, in campagna. Okay. Vicino Quindi ti al trovi mare. qui di passaggio? Sì. Quanto tempo rimarrai qua a Marsala? Perlomeno tutta l'estate. Quindi sarai disponibile ancora per molto tempo, dico Sì. bene? Sì. Va bene Zina. Zina, dimmi, a che genere di uomo dobbiamo rivolgerci? Cioè, qual è il tipo ideale di uomo che ti affascina, che ti cattura? Lui. Lui. Cioè deve essere praticamente determinato, molto giovanile naturalmente? Sì. L'età, parliamo dell'età, tu hai 36 anni, quindi partiamo da una base. Ma l'età è una cosa che qua a Marsala è una cosa proprio Che? bisogna... Sì. Appoggiati qua così. Che? Tutti ne parlano e nessuno ne vuole parlare. Per l'età. Specialmente Se la nascondono tutti. le mamme, le zie, le Certo. nonne, le sorelle. Per l'età, ma noi lo diciamo lo stesso. Quindi partiamo da una base. Sì. Partiamo da un 30 anni, va bene? No, perché? No, 35. No, io non mi 25. sono mai nascosta la mia età. No, dico l'uomo ideale per te. Da che età dovrebbe partire? Ma come me ho anche di più. E di meno no? Di meno sono perché sono dei picciriddi alla fine. Non conviene. Attualmente non conviene. Meglio scegliere un uomo più maturo che abbia un po' di cervello, un po' di testa sulle spalle, dico bene? È difficile trovare un uomo giovane con la testa sulle spalle. Esatto. Quindi partiamo dai 35, va bene? Sì. Partiamo dai 35 per andare a finire a che età? Il massimo. Ma facciamo 45. Quindi dai 35 fino ai 45. Che sia un uomo che lavori, sì, logicamente. Vorrei dire. Ti deve mantenere, giusto? Tu lavori? No, adesso no. Attualmente no. Sei, come dire, autosufficiente, cioè sei motorizzata, la macchina ce l'hai? Ti puoi No, muovere? la macchina non Niente, ce l'ho. sei a piedi completamente. Il motore non ce l'hai? No. La bici neanche? No. Però c'hai i piedi e con i piedi puoi andare dappertutto, dico bene? Sì. Perfetto. Allora, amici telespettatori che state guardando Zina, 36 anni di Palermo e attualmente in vacanza qui a Marsala, la state guardando. Zina è qui, è una donna praticamente sola da un pochino di tempo. Da quanto tempo Zina? Da un anno. Da un anno. Si sente sola e sta cercando l'uomo adatto per lei, sta cercando l'anima gemella, un uomo che la possa accompagnare e che le possa far compagnia perché è stanca di rimanere da sola, dico bene Zina? Anche. Per tutti quelli di voi che volessero contattare Zina non possono fare altro che chiamarla al suo numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione. Zina è qui e sta cercando seriamente una storia duratura, dico bene Zina? Sì. Quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo nella giornata? Io curo la mia casa, non esco mai. Mai? Cioè, dalla mattina alla sera stai a casa? Sto sempre a casa. E quando non curi la casa cosa fai? Sto a casa. Sempre? Sì. Continuamente? Dormi magari? Prendi forza per l'indomani per rimanere di nuovo a casa? Faccio dei programmi, leggo. Esatto. Non esco mai. Ascolti musica? Sì. Che tipo di musica ti piace, Zina? Ma un po' di tutto. Basta che sia una musica orecchiabile, insomma, Sì. orecchiabile, che sia italiana o napoletana, no? Lo stesso. No, napoletana no. Napoletana prego. Parliamo di discoteca ti piace? Sì. Va bene, Zina. Amici telespettatori, ripeto, Zina è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare, chiamino al cellulare che state vedendo in sovraimpressione. Zina, in questo momento ci sono i maschietti che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi, non so, dire qualcosa in particolare guardando la telecamera come se stessi parlando con loro? Ma che devo dirvi? Fatevi una vita prima di telefonarmi. Cioè fatevi un esame di coscienza. Fatevi una vita vostra.
e poi Cioè? mi telefonate. Ah sì? Cioè in che senso? Spiegati meglio. Cioè che prima devono farsi... Preferisco L'esperienza. una persona più matura, quindi Cioè tu vai cercando praticamente l'uomo che abbia esperienza, sì, giusto? Con il cervello o sulla testa? Sì. Con la testa sulle spalle? sì. Va bene, Zina. Ok. Allora, amici telespettatori, ripeto, Zina è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Chiamatela, perché Zina si sente sola. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Zina. 36 anni, da Palermo. Ciao ciao. Oh yeah.